sorrido per la selezione musicale da parte del nostro regista Vanni, lo ringrazio, è azzeccatissimo, insomma, si parla di moda, si parla di fashion e ci sta, ma più che oltre alla questione del fashion e della moda, ricordiamo che l'intervento delle bellissime ragazze e dei bellissimi ragazzi, insomma, cerchiamo di fare un po' di par condicio con i vari gusti, a casa se no le signore poi dicono ti sei voluto fare un regalo. Si parla di Sarò Miss Universo, un sogno, un qualcosa di veramente bello per tutte voi che logicamente avete deciso di partecipare in rappresentanza comunque del Triveneto, è corretto dirlo, giusto? Perché so che ci sono alcune tra loro che magari non sono proprio venete doc, però insomma ormai se sei qui hai i documenti tutto a posto, per me sei italiano, soprattutto quando si parla di bellezze. Comunque partiamo subito da salutare, faccio il ruffiano dai, e il cavaliere, salutiamo subito le modelle, parte delle tante modelle che parteciperanno appunto come impegno a Miss Universo, questo contest, questa gara internazionale. Salutiamo quindi Luna Martinello. Buongiorno. Fai un cenno, date almeno un buongiorno, non rimanete ingessate. Fernanda Schiavon. Buongiorno. Olga Plana Ruiz. Buenos días. Buenos días. Giulia Bozzao, perdonami, ho voluto fare il latinoamericano contagiato da chi ti ha preceduto e l'ho cannata come sempre, e Rosanna Silvestri. Buongiorno. Ricordo, sono tutte modelle di OC, DOC, lo sottolineo perché uno dice modelle DOC e se vede anche, no? E quindi per quello dico DOC, Department of Communication, un portale, un'agenzia, un qualcosa di innovativo, di molto giovane, realizzato appunto da Mauro Belcaro, fashion designer e presidente appunto di questa associazione DOC, Department of Communication, e Francesco Belcaro, benvenuti anche voi. Grazie. Imprenditore del Made in Italy in America. Già questa cosa mi incuriosisce un sacco. Perché? Perché c'è qualcuno che da qualche tempo politicamente insomma sta cercando di ricreare un po' la facciata italiana all'estero, di dare credibilità a noi tutti, poi si fa degli autogol da soli, le spara grosse e il giorno dopo deve scusarsi. Com'è? Partiamo subito questo Made in Italy all'estero, abbiamo ancora credibilità, siamo ancora forti, dobbiamo appoggiare su voi giovani, insomma, voi giovani, adesso faccio lo zio, l'Italia. Mi sembri molto giovane. Ti ringrazio per avermelo concesso e riconosciuto. Come funziona in America? Come siamo messi? E poi entriamo nei dettagli vari del concorso. Assolutamente. Abbiamo cominciato ovviamente con mio fratello un'avventura. Questa avventura nasce appunto nella nostra città, Padova. Ricordiamo che siete i figli della famosissima Rosy Garbo, che è eccellenza del territorio, eccellenza nella moda. Prego. Sì, ovviamente qualcosa abbiamo capito la nostra madre, sicuramente un po' di creatività e un po' di intraprendenza, imprenditorialità dalla parte del papà. Con mio fratello abbiamo deciso di creare una comunicazione forte, sia nell'Europa che negli Stati Uniti, e per gli Stati Uniti, a cui mi sono caricato io, diciamo, di questa cosa, ho portato il Made in Italy. Il Made in Italy in un contesto di pubblica relazione e marketing per aziende italiane che sono anche affermate magari in Europa, che però si vogliono affermare nel territorio statunitense. Con DOC cerchiamo di organizzare eventi che sono relazionati tra i due continenti e sempre nel merito del Made in Italy. Lavoriamo con grossi marchi, abbiamo portato dalla Ferrarelle i vini Zonin nostrani, dalla birra Peroni, i fratelli Averna, collaboriamo con radio italiane. Abbiamo un discorso di ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti. Adesso ovviamente con l'organizzazione e con la parte di mio fratello qua in Italia stiamo monitorando tutto il mercato sia in Europa che oltreoceano. Il Made in Italy nasce per far vedere soprattutto in America la nuova generazione di italiani. Cosa vuol dire? Cioè togliere lo stereotipo dell'italiano che arrivò dopo la guerra con la valigia di cartone, diciamo, e far vedere che l'Italia non si è fermata alla dolce vita, a Mastroianni, dove anche se loro sono super attaccati a quel tipo di ricordo e quel tipo di immagine. Sì. Cioè, ricordo spesso che il nostro cinema da loro è rispettatissimo e amatissimo, invece noi riusciamo a creare
a volte il cinepanettone o qualche piccola perla c'è effettivamente, ma sprechiamo sempre il nostro talento. Sì, in effetti è una cosa da sottolineare. Adesso per tanti anni non c'è stato un rivivere, c'è stato solo un rivivere di queste cose, di queste esperienze passate, non c'è stato qualcosa di nuovo. Cercheremo e stiamo cercando di far vedere che i nuovi giovani italiani sono altrettanto bravi e siamo altrettanto creativi come loro. Senti, ieri si parlava, dice, mamma mia, c'è tutte queste bellezze, guarda dove va a finire. Ieri però si parlava di banche, noi quotidianamente parliamo di banche, l'imprenditoria è col nodo alla gola, insomma, non ha foraggiamento da parte delle banche. Voglio chiedere, in America c'è una ripartenza economica, loro hanno puntato molto il dito sulla crisi che è colpa nostra, ma in realtà è partito tutto da là. Com'è la situazione là per i giovani imprenditori? Questo è un po' il nostro settore, nostro padre è stato un imprenditore nell'edilizia e quello che sto facendo oltretutto... Ricordalo volentieri, Sì, solo rosicare. No, oltre Oceano in effetti è il mio lavoro. Costruiamo e vendiamo negli Stati Uniti, soprattutto nello stato di New York e della Florida. Adesso nel 2011 personalmente e con i miei colleghi abbiamo visto una piccola ripresa nel settore immobiliare degli Stati Uniti. Che però in Italia non c'è. In Italia arriverà dopo, sicuramente. Ragazze, tutti ci dicono che arriverà dopo, noi aspettiamo, voi avete pazienza? Certo. Devono avere pazienza. Eravamo in Camera Nazionale della Moda con un test, no, dei economisti, naturalmente dicevano che saremo come nel 2001 nel 2042. Mi sono alzato, ho detto ma scusi, Bene. Cambiamo naturalmente. Con te invece voglio toccare un altro scottante tema. Valentino che mi vende agli Emirati, cioè sempre il nostro Made in Italy, sempre la nostra eccellenza, ragazze, che se ne va e viene svenduta. Avevo detto anche tempo fa che la Barilla era lì per svendere, per vendere, invece poi mi sono informato meglio, ha ancora buona parte della proprietà, insomma. La paura è che quotidianamente il nostro artigianato, le nostre eccellenze vengano perse, per poi arrivare a vestire tutti, non me ne vogliano, non mi querelino, insomma, arrivare tutti a vestire H&M, Zara, persone come voi appunto che nel territorio sono impegnate da molto tempo a creare un po' di movimento, a dare speranza insomma alla realizzazione dei giovani. Qui stiamo parlando di ragazze, mancano, ce n'è sempre bisogno. Io ricordai la prima volta che incontrai appunto Mauro, caspita, sono arrivato da Milano e vedo che qui a volte il territorio è un po' spento per quanto concerne almeno i giovani, l'impegno da parte delle istituzioni, pian pianino, devo dirlo, è un po' cresciuto, quindi do adito al Comune, non solo, e al vostro sforzo di dare appunto un domani e a realizzare appunto i sogni, però ancora poco. E ci perdiamo veramente tutto, questa storia che mancano i soldi, manca di qui, manca di là. Immagino la difficoltà anche vostra nel realizzare eventi importanti come quello delle varie tappe di selezione di Miss Universo in Italia, che alla fin fine porta la bellezza, insomma il nostro simbolo, la bellezza dell'Italia all'estero. È il bigliettino da visita che l'Italia ha sempre avuto e abbiamo la necessità... Sofia, Sofia. un concorso di bellezza. Bravissimo. Abbiamo l'obbligo di tenerlo alto, però come hai detto te ci sono delle difficoltà. Adesso. Allora, vi interrompo soltanto un istante, lancio la pubblicità e noi torniamo a breve. Ricordatevi che stiamo giocando sempre con il nostro quizzettone anche.